Allora, Zefiro nasce nel 2015 da una call fatta da alcune persone che hanno chiesto chi ha bisogno di trovare degli spazi diversi per poter fare la propria professione, immaginare altre attività che non sono presenti in città. Io ho partecipato a questa call insieme a Anna e ai colleghi. I più convinti sono andati avanti e hanno portato a termine la progettazione, insomma, di questi pensieri più allargati che poi sono diventati uno spazio fisico. A Zefiro ci sono tante anime e la cosa bella e interessante credo proprio è questa apertura proprio all'evoluzione della risposta alla domanda iniziale, quindi di volta in volta cosa manca, trova spazio fra quattro muri e trova un contesto in cui realizzarsi. C'è il lavoro, c'è una parte culturale e artistica presente fin dall'inizio, c'è una parte legata alle professioni e alla digital innovation con il Fab Lab e c'è una parte associativa che oltre a legare tutte queste anime si apre proprio alla città e accoglie anche le proposte che di volta in volta possono trasformare questo spazio in festival, in cinema, in mostre, in laboratori. Allora, ci sono degli strumenti normativi che al momento mancano. La legge sul consumo del suolo, all'articolo 8, parla di uso temporaneo degli spazi e di rigenerazione urbana. In realtà poi tradotto però per un ufficio tecnico e proprio per la normativa manca come si può attuare questa cosa, appunto perché ci sono funzioni diverse, ci sono destinazioni d'uso diverse e quindi questa è una difficoltà. In più mancano ancora anche gli strumenti finanziari per riuscire a poter sostenere alcuni tipi di attività. Lo stiamo attualmente sperimentando, forse è proprio questa una delle potenzialità di un'attività come questa e proprio nel cercare di fare un cortocircuito fra i diversi bisogni della città, i bisogni delle persone, le necessità delle amministrazioni di innovarsi ma le difficoltà di avere poi le risorse e la continuità, proprio in questo forse sta la propositività di questa esperienza. In questo catalizzare fin dall'inizio le energie della comunità è stato per noi fondamentale e crediamo possa essere fondamentale anche nell'esperienza di Verona, proprio perché nelle comunità risiede non solo la lettura dei periodi storici e delle necessità della città, ma risiede anche una vitalità che le istituzioni devono capitalizzare per riuscire ad essere incisive. E quindi ecco, nel trovare nuovi strumenti economici, finanziari, normativi, di utilizzo degli spazi, ma anche di interazione fra le diverse categorie di persone che abitano una città, risiede il punto fondamentale e la ricerca di questo periodo. Quindi partecipazione, ma partecipazione strutturata, finalizzata e che valorizza le esperienze e i contributi con un obiettivo comune.